Il Veneto torna a superare le 13.000 unità nella casella dei positivi al coronavirus e anche la sanità inizia a contare nuovi accessi, tanto in area non critica quanto in terapia intensiva. Il virus, che sta interessando anche due case di riposo a Cartigliano e nel Veronese, colpisce molti giovani che sono quasi tutti asintomatici. E proprio sui giovani è fissato il focus della regione, dato che fra pochi giorni si torna in classe. Per noi la madre di tutte le battaglie è quella della scuola, no? Io l'ho definito il D-Day, il 13 di settembre. Guardate che per noi la sfida è far andare i ragazzi a scuola, appunto. A DAD qua faremo battaglia fino all'ultimo millimetro, senza quartiere, perché comunque dobbiamo fare in modo che i ragazzi vadano a scuola. Il Veneto, ancora una volta, traccia la rotta e la struttura commissariale nazionale segue l'esempio proprio sul versante scolastico. Noi siamo assolutamente sul pezzo, posso garantirvi che abbiamo irrobustito il progetto della scuola Sentinella, lo sapete perché non è un mistero, mi diceva stamattina peraltro il generale Figliuolo che ho sentito, mi ha chiamato perché ha fatto 2 giorni in provincia di Treviso, mi ha detto che ha ricordato che a livello nazionale si mutua il progetto del Veneto, quindi le scuole a livello nazionale verranno tutte monitorate col famoso progetto Sentinella che il Veneto ha già testato nel passato anno scolastico.